prefettura gestisce la foresta regionale demaniale del Cansiglio, non poteva non organizzare un evento per le celebrazioni dei 1600 anni di Venezia. La Regione Veneto vuole fare vedere con questa celebrazione come è riuscita negli anni a mantenere questa foresta così come gli era stata consegnata dalla Serenissima. Questa foresta deve essere esportata come sistema in tutte le altre parti del Veneto. Noi abbiamo necessità che le foreste del Veneto vengano gestite così come viene gestita la foresta del Cansiglio. Ora, quali sono le cose che mancano sono chiare tutte, Vaia ce l'ha fatto vedere, la tempesta Vaia ha fatto vedere quali sono i danni che hanno provocato, ma soprattutto quali sono le debolezze della filiera. Ora, con molta calma e ordinarietà dobbiamo recuperare la filiera del legno nel Veneto, e questo è quello che la Regione Veneto vuole fare. Quindi il Cansiglio è una sorta di laboratorio che può essere esportato per far vedere come si deve coltivare la foresta. Assolutamente sì, il fatto che il Cansiglio sia stato coltivato in questi anni, anche a dispendio di soldi pubblici, ha fatto vedere esattamente come devono essere gestite le foreste e come ci deve essere la filiera. Noi qui lavoriamo il legno nella falegnameria e vendiamo il legno già lavorato. Dobbiamo riuscire in Veneto a mantenere questo prodotto di lavorazione all'interno della nostra regione. Non possiamo pretendere di essere un paese civile se ci comportiamo, ad esempio nella cultura del legno, da coloniali, cioè forniamo agli altri il legno da lavorare. Dobbiamo tornare a lavorare il legno. Quindi poi ci sono i servizi ecosistemici della foresta, anche questa è una parte molto importante. Assolutamente sì, la foresta e il Cansiglio lo fa vedere, la foresta non produce solo legno, deve cominciare a produrre legno, deve cominciare a lavorare il legno, ma tutto il resto dei sistemi ecosistemici sono fondamentali, l'agriturismo, il turismo, la sostenibilità ambientale. Ecco, quando una persona viene e passeggia nei boschi del Cansiglio, viene e vede la coltivazione dei boschi e, come posso dire, respira la naturalità. Dobbiamo esportare in tutte le foreste del Veneto questa attività.